Sabide prindi dicembre a Nuf, grande serate concert tal teatri Giovanni da Udine. Domenie ai 2 di dicembre, des 12 mesi tal dopo di misdì e fignot, tal teatri San Giorgio di Udine, musiche, cine, teatri, letterature, teslenghis minorizzadis d'Europe. Suns Europe, diritta e lenghe, diritta e diversitat. Un progetto di informazione friulana, Ulapoe de Arlef, Regione Autonome Friuli Vignese Giulie, Comune di Udine e Fondazione Friuli. Programma per informazioni su www.sunseurope.com. E un mandi ascoltadores e ascoltadores di Radon de Fulane, de bande di Pauli, con queste siglute che a promuove Suns Europe, attacchino une altre serie di approfondimenti proprio sul programma Suns Europe, fra l'altro anche in tal palinsest di Onde Furlane di un par di settimane, sono de schedis che presentano gli artisti e le comunità di minoranze di Dulac a Vegnin e anche le serie radiofoniche Babel Europe a cura di Mark Stolfa presente tutti i gruppi musicali che saranno sul palco dal Teatro Nuf Giovanni di Udin sabide di sere per Suns Europe Festival des Arts in lingue minorizzate. Il slogan di quest'anno è dirit a lingue, dirit a diversità e allora in questi spazi svedin di approfondire che sono i momenti dal programma o fevelarin di contà, disegnare, scrivi le presentazioni dai vincitori dal premio San Simon Mitutadun dal comune di Codroi, il più importante per tanto che riguarda le letterature furlane, un incontro che si svolgerà sabato dai Prince di dicembre alle 6:30 sozzera lì dalle librerie Tarantola Sintarin dopo le assessore alle culture dal comune di Codroi Tiziana Cividini, ma Fevelin invece subito di un altro eventi intitolate O volti par Furlan con indignazione e speranze il floc zal dai catalans, che è un libro fotografico dalle giornaliste Maria Sinsò che sarà presente domenica a questi incontri che si svolgerà lì dal Teatro San Giorgio alle 5 in tal da spomisdì. Ma prima di favelare di questi libri, ascoltin allora un gruppo catalan che saranno sul palco dal Teatro Juan di Udin, in realtà arrivano dalle Isulis Balears, che non sono amministrativamente risotte de Catalogna, ma dula che si favela catalan, e sono un gruppo pop, forse il gruppo più pop di tutti di quest'anno, ma un pop intelligente che al giù sulle elettroniche e le sensualità. Il loro toxi intitola Ezer Electric, e a sentire che sono i Jansky. Jansky, Ezer Electric, musiche di club, una vore furbe anche podaressing disi. Io vedo sul palco sabato di sera sul palco dal Teatro Juan di Udin in concorso a Suns Europe 2018. Ma fevelin di Catalogna anche, come dicevo prima, per via de presentazione di questi libri intitolati con indicazione e speranze il floc zal dai catalans, un libro fotografico, una vore biele
quel che al presente è una serie di ritratti di personaggi che si mettono su il Flock Zal, che al simboleggia le libertà dai prigionieri politici, da spo il processo verso le indipendenze maneate han passato in Catalogna, che all'alta finire come che avesse veduto, lo vin contato e continuino a contarlo qui sulle frequenze di Radio Onde Furlane. A dialogare con le giornaliste, autore di questi libri, Maria Singsoal, sarà Carli Pup di Onde Furlane, che allora vi invitati chi in studi. Mandi Carli. Mani Paoli. Allora c'è valor simbolico hai al chiappate questo flock già dei catalans in tale narrazione di che è il processo, insomma, verso le indipendenze o le tensioni verso le indipendenze, l'autonomia, l'autogoverno dei catalans. Ma disin che flock gial, Yac Groc, come che si lo chiama per catalan, è un alc che si chiate perdute. Tal senso che non le dome che lo mettono intorno le persone su le smautis, le giacchetti, sulle borsis, tai rinchins di qualsiasi bande, ma al ven picchiata a tor perdut, anche mi è capitato di essere là in occasione de fieste dai 11 di settembre e ieri ma non dove a Barcellona ma pai paesi picciu i pessitas flox già i picchias perdut sui lampions de luz sui barcons sulle spuartis qualsiasi puest sui cartei stradali un si girava e si voltava e vi vedeva che stie flox già parce che a un certo punto sono partiti sì come solidarietà, come elementi di solidarietà per i prigionieri politici e per gli esiliati, ma dopo è anche fatto un significato che va ben pugnalato, al senso che rappresenta dopo questo desiderio di democrazia, queste proteste quintri di una repressione che viene considerata ingiusta, è un segnale proprio di libertà, di battaglia di libertà dai catalans. E allora vi ho detto che questo flock giallo caratterizza il paesaggio visivo di Catalogna in questo periodo, ma anche che l'umano, e che l'umano è rappresentato bene in tali libri, perché sono proprio ritratti prim plans di persone, cento di loro, persone comuni, persone, qualcuna anche famose, e parenti di chi che sono imprigionati, e donde dalle ritratti alle un'opinione, il motivo per cui ognuno di loro al porta il flock giallo, e sono 100 motivi differenze. Sì, proprio perché chi si partisse dal bas de In, che poi è le vere protagoniste del processo indipendentista catalan, no? Che è un processo per da buona assunta dal bas, e chi si va a favelare con persone le spui differenti tra di loro, persone che sono nascute e cresciute in Catalogna, persone che sono arrivate di fuori, di altri paesi del mondo, che sono là di qui per tornare a farsi una vita nuova e migliore, homs, femminis, di tutte le professioni, di che di des classi anche più bassi, fino a persone che invece stanno bene, e tutti spiegano il perché che loro mettono su questo flock giallo, e per da buon 100 persone ti conti una storia differente, e lì alle sovolin per questa spies manco l'impegnativo di un libro di test con pagine e pagine di scrittura, ma che li stessi alle impegnativo perché che queste frasi che sono piccoli che accompagnano le fotografie in realtà da ora platin motivazioni sono vere profondis, e che quindi uno ai fin magari non sta tanto a lei ma quando arriva insomma alla come di tirar su alla suppazzu concesso una vera importanza. Sì, è un libro pop, disaresse, insomma è un catalogo di une mostre d'arte, une vore colorate, tutte quante, ma alla fine
è anche una sorta di indagine sociologica sulle società catalane e le millante motivazioni di queste floc giallo, una per ogni persona, ma le motivazioni più grandi è un desiderio di libertà, fra l'altro è una entrata di un personaggio famoso come Pep Guardiola in questi libri, che è il mitico allenatore, qui all'Alenia chi sta Guardiola, non mi pensi Manchester City, Pep Guardiola, ma insomma un grande dal tiki-taka che il gioca. Ma che tra l'altro non è che gli è stato domandato di fare le prefazioni così a caso, dove perché le famose, è stato domandato perché lui alle 11 che il flock giallo lo mette su e si è presentato in una partita di Premier League col flock giallo e le federazioni gli ha dato una multa e anche una vorre penge perché ha considerato che il flock giallo lì fosse un messaggio politico e in una partita di ballone non si va resti di dare messaggi politici. Ma lui continuamente, lui al limite al continuo a pagare le multe, al puoi farlo. Va bene, ma comunque l'incontro sarà anche un momento per approfondire, c'è il bol sotto in questo momento in tale società catalane, anche alle luce dal Nuf Guviar che alle in Spagna, che ha modificato un po' il tir, le relazioni con i catalani e queste si lo farà con le stesse giornaliste Maria Sinsò, con Carli e avere in ospite anche un furlan residente a manco in parte in Catalogna che è Alessandri Carrozzo, no? Sì, dicono che le funzioni di Sandri formalmente è che di traduttore, perché l'incontro lo dicono subito, lo fanno in par furlan e par catalan, perché Suns Europa tra gli obiettivi sarà proprio che dopo di far sentire questi slenghis e quale maniera migliore che dopralis, no? Però naturalmente alla rapu in là, perché lui ha queste capacità di mediazione, non come linguistiche, ma può darsi di anche culturale, vivente in Catalogna, e quindi tocchiando ogni di Cuman, che è anche la situazione de Catalogna, e savente anche ci mi spiega le furlans, proprio perché ha le furlan. E come che l'ha fatta, poi volte scontanti servizi, proprio dalle Catalogne, durante i dis più chialze di la passata. Bene, allora domenica alle 5 dopo di mezzì, questi incontri sul libri che al conte dal Lach Groch, il flock giallo dai catalans. Grazie a Carli Pup, che sarà uno dei protagonisti di questi incontri, e un in davanti con i furlans al Assuns Europa, che sono i l'1:15, che i nostri ascoltatori ascoltano ben, hanno musicato per occasione una delle più importanti e belle poesie di Leonardo Zannier, Identità. Sempre più si zura, si barufa, si sposti i confins, si sbugliela, si fa in guerra, passatissima identità. Ma l'identità c'è, a dire in corte tutta. Ma l'identità c'è. E se fosse un Marte mi sintarestieri cool. So in Africa mi sento european, so in Portogal italian, so a Roma furlan, so a Udin mi sento cerniel, stato miez come gli anot e come gli smaranzano. E se soy a maranzanas, non stin confondi par plagè la famea di Pasca, la me con che dal get, in tausa poc di sest, vegno da coissà di Londra. Magari da Sighet, ma l'identità c'è, a dire in corte tutta, ma l'identità c'è. E con queste canzoni, col testo di Leonardo Zannier, l'1:15 si interroghi sulle identità, che è una domanda che a dire sta sempre viarte, perché l'identità è una roba che ammude sempre. E Fevelin anche un po' di Suns Europa e di un altro appuntamento che al torne dopo che anche han passata Suns Europa è stato fatto un incontro in cui vincitori dal premi San Simone, mettuto ad un dal comune
Comune di Codroip, premi che Tajani è diventate sicuramente un presidio di furlanità, che al produce un lavoro di materiale e di qualità, e le è succeduto anche che stanno, e di fatti tale incontri che sarà in librerie Tarantola sabide 11 dicembre alle 6:30 sozzera saranno i vincitori che dopo contarin di loro i vincitori di queste e di ultime edizioni dalle due sezioni per romance e per fumuzze. Ma per farvela un momento dall'importanza di questo premio ho vinto contattate le assessore alle culture dal comune di Codroip, Tiziana Cividini, che ho vinto al telefono. Buondì assessore, benchiatate. Buongiorno. Buondì. Io non so i tamburi di Tabaia per Furlan, il gnompa mi dice che fa di Poles. Ma noi è vero, a favela benissimo, assessore. Io tirerai di Tabaia un po' per Furlan e un po' per Tabaia, vanno di masse strambolò. Va bene, vi capissi sicuramente. Ho dicevi in importanze strategiche dal premi San Simon di Codroip per le letterature furlane, importanze confermate che stanno dalle qualità, dalle partecipazioni, dalle attenzioni che in tal monte letterari si fa se non se che a Salting Fur. Per esempio il vincitore di Chistan, Gianluca Franco, alle sicuramente, per sezione le romanzo, dice alle sicuramente il scrittore più informe dal momento, vedute che dal 2018 oltre al premi San Simone ha vinto anche altri due premi che il Vos de Basse Furlane si intinte e Zal per Furlan che invece talvez fatto dal comune di Spilimberg. Dunque ovesse a Codroip anche un'importante responsabilità per tanto che riguarda le produzioni culturali per Furlan. Assolutamente sì. Io guardi, divento seria quando parlo di questo perché ho raccolto un'eredità importante. Quest'anno abbiamo celebrato la 39esima edizione e già stiamo cominciando a guardare alla 40esima per potenziare e rafforzare ulteriormente l'evento, ma devo dire che grazie, perché alla fine è sempre un discorso di collaborazioni, di reti che si creano, e approfitto per ringraziare anche Onde Furlane, anche lei, per averci dato questa opportunità. Sì. No, ma è giusto farlo, perché secondo me Fasindi Bessoi ha senso fino a un certo punto. Se facciamo rete, io devo dire, se io non avessi al mio fianco e non avessi avuto il supporto anche nelle precedenti edizioni di Carlo Tolassi, di Walter Tomada, quest'anno abbiamo avuto in commissione l'Antonella Sbuez, che devo dire è una persona eccezionale. Se non avessi il supporto della Società Filologica Friulana e l'aiuto costante dell'Antonella Ottogalli, appunto della Filologica Friulana, io credo che non avremmo potuto puntare a una qualità che secondo me, appunto, come giustamente ha detto lei, quest'anno si è confermata, perché il romanzo vincitore Silvia e Cattedrale Tarragone è un romanzo che, a detta appunto degli esperti, perché insomma la valutazione è stata motivata nel dettaglio, è di una qualità notevole, di una maturità, di una capacità di tratteggiare i personaggi, di delineare una temperie culturale, quella degli anni 70, che onestamente devo dire fa anche ben sperare per la letteratura in lingua friulana del futuro, perché questo anche va detto. Sì, a dire giuste l'assessore, le qualità è una scena di scrittori esiste che partecipino in maniera costante ai vari concorsi che sono, di cui il premio San Simone forse tale che è il più importante, ma sono tutta una serie di altre opportunità. Certo. Si tratta come di creare un pubblico per le letterature furlane, che le robe più difficili, e queste
appuntamento, da quel che è un dei lux delle letture a Udin, le storiche librerie Taranto, la Viarta Ducci, invece che in tale suage magari più protette dal festival, va in queste direzioni. E saranno lì a disposizione, fra l'altro, sabato dopo di mesdì, queste due pubblicazioni vincitori dal Premi San Simon, e fidaisi, i fumuz sono facili di lei perché il test alle curte, ma anche mettisi e prova lei un romanzo per Furlan, come per esempio Silvia e Cattedrale di Tarragone, ad Ares, grandi soddisfazioni. Intanto ho saludin l'assessore Tiziana Cividini e spero di vederci sabide, no? Grazie per questa opportunità. Credo che il grande sforzo, le rubo solo questo, le lancio questo messaggio e le chiedo aiuto in questo senso, sì. Il grande sforzo che si deve fare dopo la consegna di un premio sia proprio questo, cioè quello di far conoscere alla gente, al pubblico, la produzione che è stata selezionata. Dobbiamo cercare di divulgare il più possibile perché non rimangano appunto episodi di qualità ma poco veicolati, ecco, poco noti, per cui grazie per questa opportunità, veramente. E grazie anche al Comune di Codroipe, naturalmente. Grazie. Mandi. Arrivederci, mandi, grazie, arrivederci. Ebbene, e dunque l'appuntamento sarà alle 6 mesi, a condurlo sarà Walter Tomada, che fa parte dalle giurie dal premio San Simon, e i vincitori, ecco, torniamo a ribadio, sono Gianluca Franco, nasciuto in tal 69, che al Vifa Capriva, lavora lì all'Università di Udine, tanto che dottore di ricerche in informatiche, ma le sue passioni è anche le letterature. Ha già pubblicato Gianluca Franco diversi romanzi storici, Re Ricard in Friuli dal 2012 e Il Buinc dal 2015 per le clappe culturali Aquilè, Play d'Arts che aveva vinto il premio San Simon già dal 2006, era una raccolta di conti pubblicate dalle società filologiche e da queste 2018 come che dicevo prima alla vinto fur per fur allenato, oltre al San Simon, alla vinto anche il concorso Vos de Basse e Zal per Furlan. Per quanto riguarda il San Simon, queste Silvie te Cattedrale di Tarragone, pubblicate dalle società filologiche furlane, è un libro, un lavoro intrigante, è ambientato in anni 70, è una sorta di spieli di generazioni di quei anni che si dopo frucione in 4-5 stories che si ingerdein une con che altre. Io us dis dome che tal romanzo si tagliati elementi che fanno riferimento alle storie resinte dal Friuli, proprio che dagli anni 70, perché è un episodio che si ispira all'attentato dinamitard di Petean dai 31 di maggio del 72, dove che a morire in 3 carabinieri. Poi dopo il salto fuori anche l'implicazione di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri al mascheramento dei responsabili di queste attentate, che è un fatto di verità o che si può essere tenuto in buon come tale, che è venuto fuori dal processo dal 92. E infine hai un'altra scena, le scene di morte di Paoli, un protagonista che riguarda un evore di Doglie, l'incidente dal cantiere navale di Monfalcone dal 9 di maggio di quest'anno, che ha chiunciato le vite di Matteo Smoilis, operari de basse furlane di Disenuf Heinz. E un'altra Silvia invece è che dalle sezioni dai fumuz, Silvie e l'Orcul, un fumut di Giovanni Di Qual e Gio De Luca. Insieme hanno scritto il soggetto, Giovanni Di Qual ha fatto i disegni, Gio De Luca ha fatto le sceneggiature. Se Giovanni Di Qual ha già vinto in un'altra edizione del premio San Simon, con un altro fumut questi premi, alle di segnalare perché è un personaggio che promuove le culture dei fumetti in tanti maniere, sedi con il collettivo di illustratori che si sono dati tanto che non spicciolapis, e dopo sul giornale Mataran, il giornale satirico per Furlan, con di cui
lei è un lavoro attivo in rete, dove che al pubblico si pensirsi in forme di fumut. Se lei su Facebook Gio di qual disegnetti o chiatais, un lavoro di robis curiosis. E invece to conoscerin in questi incontri di Sabide anche il segnatore Gio De Luca, che invece sulle sue biografie si sa un tic mancul tal fumut, tale quarta risvolto di covertine, le scritto che Gio De Luca è un veteran dal Novecento rifugiato a Vencion, e proprio a Vencion è ambientate queste storie, fra l'altro le rese dai disegni dagli viodudis di Vencion, è perfette, un lavoro filologiche o disaresse. Silvia e l'Orcul dunque par i fumuz, e o ricordi che tali incontri che si davolgerà Sabide sarà anche l'attore Pauli Bortolus, che farà des letturis di Tocuz dal romance di Gianluca Franco. Va bene, allora si arriva qui questi spazi dedicati a Suns Europe 2018 vin fevelate dagli incontri sul Flockzahl dei Catalans con Maria Sinsò di domenica alle 5 dal Teatro San Giorgio, e di contà disegna scrivi l'incontri cui vincitori dal Premi San Simon 2018 che si davolgerà Sabide alle 6 te librerie Tarantola. Un mandi a duc de bande di Pauli. Suns Europe, Festival des Arts in Lenghe Minorizzade, Sabide Prindi Dicembar a Nuf, grande serate concert tal Teatri Giovanni da Udine, domenie ai 2 di Dicembar, das 2 miese tal dopo di misdì e fignot, tal Teatri San Giorgio di Udine,